Bene, eccoci qua possiamo dire la penultima puntata, ma io non lo vorrei dire perché poi ci sarà un'ultima puntata veramente bella, straordinaria, che dobbiamo mettere insieme con tutti gli amici che ci hanno seguito fino adesso, da Max Bazzana a Martina Boldarin, ringraziando poi i nostri amici, i bibanesi, Cadel Poggio, il Ferro Battuto, la Confartigianato, e poi Andrea Nardin, naturalmente, l'Annalisa Lovat e Roberto Michelon. Bene, grazie a loro siamo riusciti a mettere insieme queste puntate per dare sollievo appunto ai bambini e anche ai non più bambini, perché anche i grandi hanno subito dei traumi in questo periodo. Perciò noi siamo qui per cercare di sorridere un po', di far sorridere chi c'è davanti, e io ho avuto la fortuna di trovare tanti amici che si sono prestati a questo. Ebbene, però non vogliamo poi dire l'ultima puntata, ci sarà l'ultima puntata, ma non li abbandoniamo. Faremo ancora qualcosa insieme, cosa dite? Roberto? Lo spero veramente, anche perché tutto quello che è dedicato all'infanzia è sicuramente un percorso straordinario e ci dimentichiamo molto spesso. Aggiungo anche un pochino anche gli anziani, se mi è consentito. Certo. Perché... Ecco, ma qui ti farei una domanda. Secondo te, perché sentiamo parlare tutti sti anziani, gli oltre sessantenni, sono da tenere sotto attenzione perché sono delicati, ma l'anziano, secondo te, da che età inizia? Dai 40, dai 50? Gli anziani che conosco io penso oltre i 90. Ecco, così va meglio, così va meglio. Anche perché altrimenti dovrei già definirmi anziano e allora la cosa Ma guarda, io ho avuto la malaugurata idea qualche anno fa di dipingermi la barba di bianco, guarda, non sono più riuscito a tirar via il colore. Era meglio se dipingevi il naso di rosso. Sai che la barba di bianco. Voglio provare anch'io, voglio venire in corsia. Vedi che c'è anche lui. Sì, vedi. Magari metti anche un bel cappello come il mio, cuffietta, quello che è. Insomma. E perché no? Io parliamo anche di volontariato, volentieri di volontariato, senti che bello. E io sono uno che si dedica al volontariato perché è importante dedicare agli altri parte del nostro tempo. E parlami del volontariato. Il volontariato penso sia, a parte, partiamo da una cosa, noi siamo in una realtà di Treviso che è la città con un numero maggiore di volontari. Quando parlo di volontariato, anche Conegliano. Parlo di Treviso come provincia. Sì, quando dico Treviso non intendo mai Treviso città proprio, anche perché noi siamo anche a Conegliano come giocare in corsia, assolutamente. Il volontariato appunto è una cosa che arricchisce il sociale, cioè dà quella cosa in più che il sociale delle volte non riesce a dare. Io provengo dalla LILT che fa delle cose straordinarie, tra il trasporto di malati oncologici, dal sostegno psicologico, dai massaggi riabilitativi, da yoga, da tantissime offerte, la cucina sana, tutte offerte che vengono date appunto dalla LILT, che è l'associazione che ci rappresenta e ci accoglie. Noi come Giocare in Corsia invece ci occupiamo del mondo della pediatria. Quando parlo di volontariato io mi rapporto con quasi 1000 volontari che sono passati per Giocare in Corsia in tutti questi anni. Immaginate, noi facciamo dei colloqui perché possano entrare, la formazione. Ogni anno facciamo, l'anno scorso, i bei ricordi, abbiamo fatto 43 incontri formativi. Le immagini che state vedendo sono di un corso clown che vedete fatto a Treviso e vedete i nostri volontari che stanno facendo questi laboratori utilizzando i colori. L'avevamo chiamato appunto un corso dedicato al colore. Tutte queste esperienze creano un gruppo che poi va a cascata veramente a portare questa nostra idea del vivere e dello stare insieme anche alle persone, nel nostro caso i bambini, ma in ogni caso nel volontariato, in tanto altro volontariato, anche agli adulti e alle famiglie. Certo.
Tu muto oggi, muto. No, anch'io sono andato, ho fatto il colloquio, ho parlato, mi hanno detto che andavo bene, ho cominciato anch'io, Conegliano però, no Treviso, sì. Conegliano, qua attorno, qua zona come Cagnolino Macchia. Ma posso fare una domanda a capo, sì, certo. Se posso? Ma perché il clown? Il clown, perché il clown? È una domanda bellissima. Il clown, a parte dare tante connotazioni, perché il clown adesso clown terapia, clown questo con l'altro, il clown essenzialmente è un qualcosa che entra dentro in una stanza e attrae la curiosità. Vedi questa persona, già se fossi a Treviso ti direi che non va tanto bene avere un grembiule completamente bianco, perché deve essere completamente colorato, perché deve essere diverso dagli altri. Insegniamo alla gente. Ecco, ti ho detto che ero in prova, non mi hanno dato quello colorato, mi hanno dato solo questo. Ecco, e non aveva neanche un po' di colore. Far sì che il mondo dei colori entri dentro il mondo dei bambini. Però dai, sei sulla buona strada, vai. Grazie. Posso arrivare anch'io sulla buona strada? Preparami il naso intanto, però deve essere bello, sai che... Però questo il mio è bello, non te lo do bello come il mio, ti do una pennellata di colore. Ma d'altronde chi entra ex novo deve pagare le conseguenze della... Sicuramente una formazione. Sì. Sicuramente. Bene, allora visto che sei stato bravo a parlare di miei amici, dai, vai. Tocca a te, presentali. Presento gli amici, sono gli amici di Bruno, che non so sono chi siano, però sono brave persone perché... Come no? I bibanesi li hai mangiati? I bibanesi? Sì. Oh, i bibanesi, a dolce e salato ci sei stato? Ah, sì. Il ferro battuto l'abbiamo visto anche l'altra volta. È vero, mi sono dimenticato. E la Confartigianato, una associazione così importante, la conosci, no? Sì. Bugiardo, lo so. Vai. Bene, siamo rientrati, siamo qui con Roberto, con Andrea. Roberto, tocca ancora a te. Vuoi parlare ancora di volontariato perché è importante e so che hai qualcos'altro da dire. Sì, volontariato è sicuramente una cosa che noi conosciamo perfettamente, ma mi piacerebbe raccontare quando siamo stati per la prima volta a Kiev, perché tra le cose di giocare in corsia è quello di esportare esperienza. Questa esatto. Idea, sì. Siamo stati a Kiev e quando abbiamo parlato di volontariato, diciamo che non si era ben capito se il volontario era la persona che doveva andare in guerra, tanto per darvi un'idea di che cosa è il volontariato. Per noi il volontariato è una persona che dedica tempo, energie, formazione per l'altro. Noi siamo andati a Kiev e lì ci siamo confrontati. E non è pagato. E non è pagato assolutamente. Ecco, qui siamo...
Qui siamo Senti. proprio su una città, su una dacia dedicata ai bambini che stanno aspettando le cure oncologiche o che sono in cura oncologica. Sono anche, tra parentesi, di volontari anche di Conegliano, che sto riconoscendo. E allora immaginate che questi bambini, siccome provengono da tutta l'Ucraina a Kiev, dove c'è un reparto appunto oncologico, e in questo reparto rimangono per tantissimi mesi perché non hanno la possibilità di rientrare a casa, di tornare. Di conseguenza i ricoveri sono di 6-7 mesi dentro il reparto. Un'altra cosa terrificante è che noi si entri in un reparto dove, terrificante, è angosciante sotto certi punti di vista, si entrano in reparti dove la percentuale di guarigione sono di 52-53%, quando da noi è oltre l'80%, pertanto riuscite a capire quanto la prevenzione possa essere importante, Certo, rispetto alla malattia. Ovviamente accedere alla terapia in tempi lunghissimi non consente appunto anche la guarigione. È per questo che la prevenzione è importante. E io dico sempre di prendere atto di quanto è importante la nostra sistema sanitario, la nostra capacità che abbiamo, il fatto di avere il pediatra gratuito, di avere le medicine gratuite. Ecco, noi vediamo qui dei bambini che erano nell'ospedale di masse tumorali, dove con loro abbiamo giocato. Scusate, mi fermo le parole perché anche per me rivedere queste immagini mi mettono un attimo di qualcosa dentro il cuore. perché è umano, sai? È umano. Ma è umano, è giusto, però purtroppo la malattia rimane là e noi poi siamo rientrati a casa. E questa è la grande diversità tra chi vive queste cose purtroppo nell'angoscia e nella paura e chi invece può poi riprendere l'aereo e tornare. Noi abbiamo portato appunto queste cose in Ucraina, abbiamo collaborato con loro per far nascere delle associazioni di clown e abbiamo fatto poi dei corsi clown. Loro sono bravissimi perché hanno, non come lui, loro sono veramente bravi perché hanno le scuole circensi e di conseguenza abbiamo fatto dei corsi clown spiegando appunto il bambino e addirittura siamo arrivati a far sì che nascano anche delle associazioni in Siberia, Novosibirsk, dove siamo andati a fare nuovamente dei corsi. Loro poi sono venuti a Treviso per vedere come funzionano le cose a Treviso. Pertanto questa sinergia del volontariato, sinergia delle buone intenzioni è stata veramente importante. Beh, io potrei dire che da persona che si occupa di volontariato da una vita posso dire che veramente mi compiaccio con te e con tutti quelli che con te lavorano, compreso Andrea, compreso gli altri ragazzi di Conegliano. Magari nella prossima puntata vedremo di invitare, io ho intenzione di fare qualcosa che possa far vedere tutti quelli che lavorano, che hanno lavorato in questo periodo qui, anche per la trasmissione Bimbi Grandi. E perciò complimenti Roberto, complimenti a tutti coloro che si occupano di volontariato. Il volontariato parte dalle sagre di paese, dove si fa volontariato, per portare allegria alla gente, che anche questo è importante. Il volontariato si fa seguendo gli ammalati come fate voi, specialmente seguendo i bambini. È una cosa veramente encomiabile. Andrea, vogliamo far vedere un attimo ancora questo Macchia, mio amico amicoso, peloso, bello, che ci aiuta, se lo trovate dov'è, in qualche negozio, lo comprate e dà una mano a noi che andiamo. Questo è bello, non me l'avevi detto, parlane sì, pure. Parlane pure. Ci Che è do importante. un'offerta piccola, 15 euro, pochi sono per lui. Sì. E lui fa compagnia e con quelli noi Intanto ne facciamo voglio delle uno belle io. cose, vero? Ma magari Ne il voglio capo uno sa io. meglio di me, perché io non è che sono stato bravo.
Volontariato è fatto da gente come lui. Il volontariato è fatto da persone normali che riescono Ti a dirò dare una tempo. cosa, che io devo ringraziare veramente anche Veneto Globe, perché in Veneto Globe ci sono delle persone straordinarie, come Luigi che è dietro in regia, Enzo Russo e Fortunato Mattiazzo che è qui davanti, che fanno questo per amore, cioè loro occupano molto tempo per fare andare in onda queste trasmissioni, per far sì che Veneto Globe possa divulgare le peculiarità del Veneto, positive e anche negative, e questi straordinari interventi che sono praticamente quello che voi fate nelle corsie degli ospedali. Grazie alla regia, grazie a tutti i ragazzi che compongono questa grande squadra. E io direi adesso di andare a vedere anche gli altri amici, quelli che ci aiutano per poter appunto continuare questa nostra avventura. Chissà perché io mi emoziono quando vedo i nostri amici che collaborano, ma mi emoziono ancora di più quando vedo personaggi come Andrea, come Roberto, come abbiamo visto Max, la Martina, l'Annalisa e tutti questi ragazzi che hanno lavorato con noi in questo periodo qua. Vai, mi fa piacere vederti così. Allora io volevo dire al mio capo che ho il grembiule bianco, è vero, però ce l'avevo colorato, è solo che è rimasto in ospedale quando hanno chiuso tutto a febbraio, che non sono più potuto entrare, e ho trovato questo in un negozio e l'ho messo. Però volevo dire ai nostri amici che io, è vero, sono arrivato, ho fatto un colloquio, e poi non è che mi hanno buttato là in ospedale con i bambini, È stata una cosa un po' particolare. No, va bene, dai, E quindi insomma non è che uno arriva, ti mette il naso e va là, vero capo? C'è un po' no, qualcosa, assolutamente, un po', non è assolutamente così, anzi ci sono dei colloqui con delle psicologhe, noi abbiamo una psicologa referente del nostro progetto, ci sono appunto tutto un ciclo di formazione che riguarda come la relazione con il bambino, dei laboratori di fiaba, dei laboratori creativi, dei laboratori di clown, dei laboratori di truccabimbi, dei piccoli incontri di formazione. E ci sono delle regole da seguire, mi hanno detto, ci sono le regole da seguire. Ci sono le regole Hai da capito? seguire. Le regole. Assolutamente sì. Quali sono queste regole? Non sono molto strutturate, a parte che c'è un turno di presenza. Ma tu pensi che io possa entrare in questa... Allora i nostri volontari sono tutti giovani.
Io ne ho una che non chiamiamo la non te nonna la qua a risparmio. Conegliano, Allora. la nonna Anci, che saluto, e forse magari la prossima volta la portiamo. Sì, Lei ecco. ha 25 anni, ma tante volte li ha fatti 25. È una volontaria straordinaria. E i Come si volontari... chiama? Ancilla. Ancilla. Anche il nome è bello. È bellissima, e anche lei. Allora, i volontari sono quasi tutti giovani. Abbiamo questa fortuna enorme di avere tantissime domande nel mondo lavorativo, perché i volontari quasi sempre sono persone che o sono andate in pensione e dedicano il loro tempo a fare altro, mentre invece in questo caso noi abbiamo tutti volontari giovanissimi. Attingiamo direttamente dalle scuole, perché vengono a fare scuola lavoro dall'Istituto Da Vinci di Treviso, vengono dei volontari. Abbiamo la collaborazione con liceo di formazione di cucina alberghiero, non mi viene più in mente il nome, ma non importa, di Lancenigo, d'Alberini appunto, dove vengono con noi e vengono a fare i biscotti durante i pomeriggi per i bambini. E abbiamo anche il filmato. E abbiamo anche il filmato che noi portiamo nelle scuole, perché quando andiamo a spiegare ai volontari andiamo con la musica. La mano, a baciarci nella bocca, a dirci ancora io ti amo. Torneremo per dimenticare, o sarà soltanto un modo per potersi ritrovare. Torneremo per non dirci addio. Torneremo a ridere di gioia, o torneremo solo per combattere la noia. Torneremo a sbattere le porte, a non fare troppo chiasso, a ritornare a mezzanotte. Torneremo per non dirci addio. Torneremo per non dirci addio. Ma dimmi dove sei, che cosa mi hai lasciato, e dimmi cosa fai nel tempo guadagnato, e dimmi qual è stato il tuo ultimo peccato, quando il mondo si è fermato. Torneremo a credere al futuro, o forse torneremo a costruire un altro muro. Torneremo a fare previsioni per essere campioni, o forse solo un po' coglioni. Torneremo a correre di nuovo per essere alla moda e per sentirci ancora in gioco. Torneremo per non dirci addio. Ma dimmi dove sei, che cosa mi hai lasciato, e dimmi cosa fai nel tempo
è fermato. Ma dimmi dove sei, che cosa mi hai lasciato, e dimmi cosa fai nel tempo guadagnato, e dimmi qual è stato il tuo ultimo peccato, quando il mondo si è fermato, si è fermato, si è fermato, si è fermato. Bene, grazie a Quarto Profilo, professionisti che si dedicano anche loro ai momenti di volontariato, alla musica, ai momenti di volontariato. Bene, dobbiamo chiudere, Roberto. Io spero di averti qui con me ancora, spero di avere Andrea, anzi, senz'altro. L'ultima puntata la dedicheremo a tutti coloro che ci hanno aiutato, naturalmente è dedicata anche ai bambini, ai bimbi grandi, e adesso salutiamo perché altrimenti la regia non ne può più. Ciao ragazzi, ciao, arrivederci alla prossima. Ciao. Grazie a tutti, grazie anche a voi. Ciao.